Lavoro. Il settore cultura, turismo e sport ha bisogno di essere ulteriormente riconosciuto nella sua professionalità. Comunità. Il nostro settore è un settore strategico per la vitalità, la salute e la unità delle nostre comunità. Futuro, il futuro è da scrivere assieme, ma è pieno di opportunità. Per quanto riguarda Federagri-Pesca, il reperimento della manodopera è molto difficile per le aziende agricole in questo periodo, non tanto per il mondo della cooperazione, ma stiamo lavorando affinché si possano trovare dei strumenti per risolvere questo tipo di problema. Per quanto riguarda le comunità, la cooperazione svolge un ruolo molto importante, soprattutto per le piccole aziende agricole che non troverebbero sbocco sul mercato. Invece per quanto riguarda il futuro, la sostenibilità è uno dei temi molto importanti e deve essere visto a 360 gradi, che tenga conto dell'aspetto sociale, ambientale ed economico e non visto in maniera ideologica come è stato portato avanti negli ultimi anni dall'Unione Europea. Lavoro, comunità e futuro. Lavoro. La cooperazione sociale veneta tutti i giorni impegnata con le proprie cooperative a dare opportunità lavorative alle persone svantaggiate. Comunità. 220.000 famiglie ogni giorno ricevono i servizi a favore dei propri bisogni dalle cooperative sociali venete. Futuro. Siamo di fronte a un aumento dei bisogni da parte dei cittadini e a una diminuzione delle risorse. Vogliamo essere protagonisti nel pensare e immaginare il welfare del futuro insieme con la pubblica amministrazione e con i soggetti dell'economia per creare un'economia civile e inclusiva. Le cooperative edilizie danno lavoro a imprese, agli artigiani, migliorano il patrimonio immobiliare rendendolo più sostenibile. Con la partecipazione attiva dei soci ai processi costruttivi creiamo comunità, creiamo coesione, creiamo solidarietà. Dare la casa ai giovani, alle famiglie, agli studenti vuol dire dare futuro alla nostra società ed è quello che il nostro Veneto ha bisogno. Conf Cooperative Lavoro e Servizi Veneto è stata impegnata nell'ultimo quadriennio in molteplici fronti. Lavoro. Abbiamo avviato con la Regione Veneto un tavolo per garantire la legalità nel comparto della logistica, per offrire posti di lavoro dignitosi e evitare situazioni di sfruttamento. Comunità. Siamo stati presenti nei rinnovi contrattuali, apportando il nostro contributo per ridare dignità e importanza alla cooperazione riconosciuta anche dalla nostra Costituzione. Futuro. Siamo stati e siamo tuttora coinvolti nella riforma del trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio, dove nelle piattaforme digitali si necessitano regole certe, soprattutto per le imprese, ma anche per l'utenza che le utilizza. Uno dei temi più importanti e qualificanti dell'Assemblea riguarda proprio le comunità. È proprio una piccola comunità, una comunità rurale del Veneto, del Padovano, che 140 anni fa è nato il primo credito cooperativo italiano. In 140 anni di storia il credito cooperativo è cresciuto, si è rafforzato e ha affermato la propria presenza nel territorio. Ha sviluppato questa attività di intermediazione bancaria in modo veramente diverso rispetto agli altri istituti bancari, non perseguendo scopo di lucro, perseguendo una finanza non speculativa, una finanza etica. E per quanto riguarda il futuro, non ne abbiamo nulla da cambiare, dobbiamo solo riaffermare con forza questa nostra identità. Penso che in questi anni abbiamo scoperto come la cooperativa sia uno strumento di attualità e di modernità. Lo vediamo in tanti settori, ma diventa uno strumento molto interessante anche guardando il futuro, anche per i giovani. Viviamo sempre di più dentro ecosistemi, non ecosistemi. Nessuno da solo riesce a fare più nulla, lavorare insieme è la chiave del successo, ma anche per affrontare le grandi sfide che ci aspettano, sia internazionali che nazionali.